Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Emergenza Niscemi dopo la frana, occhi puntati sulla zona rossa che resta critica, più di 1500 gli sfollati, 442 le domande per il contributo di autonoma sistemazione. Messina, il sindaco Basile si dimette con 1 anno e mezzo di anticipo rispetto alla naturale scadenza elettorale e poi si ricandida per le prossime amministrative. Dopo 4 giorni è stato domato il rogo divampato all'interno dell'impianto di trattamento dei rifiuti plastici Ecorec a Campo Felice di Roccella. A distanza di 24 ore dalla fine della festa di Sant'Agata, via Etnea torna totalmente ripulita dalla cera e riaperta al traffico. Intanto il sindaco trentino ribadisce che servono accorgimenti nella gestione dell'evento. Assalto a un bancomat nel Ragusano è successo nella notte a Giarratana, comando in azione con una ruspa. Il giornalista Giovanni Floris racconta l'Italia, lo fa in un libro presentato a Favara nell'Agrigentino, si intitola Gli asini che volano. Calcio in Serie C, il Catania prepara la sfida di martedì contro il Cerignola. In città è atteso il ritorno del presidente Pelligra per definire l'acquisto di Torre del Grifo. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale di oggi, ancora con Niscemi dove l'emergenza è continua. Oggi un nuovo vertice operativo in prefettura a Caltanissetta per fare il punto sulla emergenza, sulla frana, sugli sfollati che adesso sono oltre 1500. Il servizio di Gerry Italia. Un'emergenza che non conosce tregua e che continua a tenere alta la soglia di allerta a Niscemi. È il quadro emerso dall'ultima riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi presieduta dal viceprefetto vicario di Caltanissetta nella sala operativa della Protezione Civile, con la partecipazione dei vertici delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e in collegamento con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e il Centro Operativo Comunale. Al centro del confronto l'aggiornamento quotidiano sulle attività messe in campo per fronteggiare l'emergenza frana. Il sindaco Massimiliano Conti ha comunicato il nuovo dato sugli sfollati. Sono 1539, dopo la correzione di un errore di conteggio in zona rossa. Le domande per il contributo di autonoma sistemazione sono 442, per un totale di 1007 persone, mentre restano in fase di valutazione 170 richieste di locazione o vendita di immobili. Sul fronte dei servizi essenziali, Poste Italiane ha annunciato l'attivazione gratuita del servizio Seguimi per garantire la consegna della corrispondenza ai residenti della zona rossa, operativa già dai primi giorni della prossima settimana. Accelerano intanto i lavori sulla viabilità alternativa. È stato firmato un decreto per consentire la circolazione in deroga nel fine settimana di altri 20 mezzi pesanti. Il Genio Guastatori ha comunicato che sono stati già completati poco più di 1,5 km dei 2-3 totali del bypass tra la SP10 e la SP12 e che i lavori si concluderanno entro domenica. Completato anche il riempimento del fondo stradale sulla Regia Trazzera Niscemi San Michele di Ganzaria con asfaltatura imminente. Rafforzata infine la vigilanza lungo la zona rossa garantita dal Corpo Forestale dalle 8 alle 20 fino a domenica H24 da lunedì. Proseguono intanto le operazioni di assistenza alla popolazione, 904 gli interventi per il recupero degli effetti personali, con l'avvio da lunedì pomeriggio degli accessi nelle abitazioni più vicine al fronte di frana, un lavoro incessante per provare a restituire normalità a una comunità ferita. Adesso andiamo a Messina dove il sindaco Federico Basile, non tanto a sorpresa, ha annunciato le sue dimissioni per poi ricandidarsi per la prossima tornata elettorale di primavera. Il servizio è di Giusy Lazzaro. Da mesi si rincorrevano le voci sull'annuncio delle sue dimissioni. Oggi il sindaco di Messina, Federico Basile, in una conferenza stampa a Palazzo Zanca, ha ufficializzato la sua decisione e ha annunciato che si ricandiderà a guidare la città. La scadenza naturale del mandato, cominciato nel 2022, sarebbe stata nel giugno 2027. Adesso a Messina così si potrebbe andare al voto la prossima primavera insieme ad oltre 60 comuni siciliani. E dire che Basile poteva contare su una
una maggioranza di 20 consiglieri su 32 all'inizio del suo mandato. Oggi, invece, può contarne solo su 13 consiglieri perché 7 hanno cambiato idea. Questo è un elemento fondamentale che poi è riverberato sia sulla gestione del lavoro d'aula dei miei 13 consiglieri rimasti, perché è palese che possono nascere malumori, e anche nei confronti delle attività della Giunta e delle società partecipate, che molto spesso si vedono diciamo così, prese di mira in maniera immotivata, rallentando magari dei processi lavorativi che oggi serve accelerare. Ci siamo lasciati alle spalle la fase dell'emergenza, dice Basile, e adesso serve un cambio di passo. Questa famosa possibilità di decidere al di là delle logiche dei partiti, che ha dato risultati, debba rilanciare un'azione amministrativa che prima non esisteva. Tutto il centrodestra regionale siciliano ritiene la decisione motivata solo da un capriccio politico del sindaco di Taormina Cateno De Luca, al quale Basile si adeguerebbe. Io non eseguo, dibatto. Il tema non è l'elemento decisionale strategico, ma è legato a uno sviluppo di una città che deve recuperare 20 anni in 4 anni. Il sindaco Basile intanto va avanti, le sue dimissioni dovrebbero essere definitive trascorsi 20 giorni dalla comunicazione. Dopo 4 giorni è stato domato l'incendio all'impianto di trattamento della plastica a Campofelice di Roccella nel Palermitano. I tecnici dell'ARPA hanno effettuato l'analisi per valutare l'impatto ambientale dell'evento, ancora da accertare invece le cause. Il servizio di Marco Gullà. Ci sono voluti quasi 4 giorni, ma oggi pomeriggio si è concluso il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'impianto di trattamento dei rifiuti di plastica Ecorec a Campofelice di Roccella, nel Palermitano. Un lavoro incessante da parte dei pompieri. Le operazioni erano iniziate nella serata tra il 3 e 4 febbraio a causa del rogo che ha coinvolto la quasi totalità del materiale plastico stoccato all'esterno dell'impianto. Nelle prime ore dell'intervento i pompieri hanno controllato l'incendio, evitando che le fiamme coinvolgessero le strutture dello stabilimento ed evitando danni strutturali e crolli. Dopo la prima notte si è domato l'incendio utilizzando diversi mezzi anche ad alta capacità di spegnimento. Dal secondo giorno ad incendio domato il personale dei vigili del fuoco con mezzi in movimento terra ha dovuto effettuare le operazioni di smassamento e raffreddamento di tutta la materia plastica coinvolta per evitare che la stessa riprendesse fuoco. I tecnici dell'ARPA hanno effettuato le analisi per valutare l'impatto dell'evento. Sono in corso da parte del nucleo investigativo antincendio anche le attività per determinare le cause del rogo. Legambiente a Ragusa torna a denunciare la presenza di acque torbide e schiume in un corso d'acqua affluente il torrente Tellesimo nel ragusano, appunto liquami a cielo aperto, è la probabile causa che mette a rischio la salute pubblica. Il servizio di Veronica Barbarino. Acque torbide, schiume sospette e un fiume che cambia colore. Scatta l'allarme ambientale nel territorio ibleo, lungo un corso d'acqua affluente del torrente Tellesimo. A denunciare la situazione è Legambiente Ragusa, che parla di un rischio concreto per l'ambiente, il paesaggio e soprattutto per la salute pubblica. Secondo l'associazione ambientalista non si tratta di un episodio isolato. Fenomeni simili erano già stati segnalati lo scorso anno alle autorità competenti, ma a distanza di mesi nulla è cambiato. Dai sopralluoghi effettuati da Legambiente emergerebbe la presenza nell'aria di accumuli di letame lasciati a cielo aperto, in violazione delle norme sulla corretta gestione dei reflui zootecnici. Una situazione che ad ogni pioggia significativa si traduce in acque di dilavamento cariche di inquinanti che finiscono direttamente nel torrente Tellesimo. Un fenomeno che potrebbe avere gravi conseguenze ambientali e sanitarie, contaminando le acque e mettendo a rischio l'ecosistema e le comunità locali. Per questo Legambiente chiede controlli immediati, sanzioni severe, interventi strutturali per fermare quello che definisce un vero e proprio attentato al patrimonio naturale degli Iblei. E adesso andiamo a Catania, archiviata la festa di Sant'Agata, la città torna lentamente alla normalità, in corso la pulizia straordinaria delle strade è stata riaperta in tempo record invece la centralissima via Etnea, servizio di Tonino De Mano.
Archiviata la festa di Sant'Agata, anche se resta l'appuntamento con l'8ª, Catania torna alla normalità, con l'obiettivo prioritario di ripulire le strade dalla cera neutralizzata in parte dall'enorme quantitativo di segatura sparsa dalla Gema per agevolare la rimozione. Il passaggio di torcioni in via Etnea a via Caronda, caratteristico del giro interno della processione, ha impegnato centinaia di operatori che subito dopo il passaggio della Santa si sono mobilitati con spazzatrici, cannelli, pale, scope ed ogni mezzo utile per effettuare la pulizia delle strade. La macchina della polizia municipale prende la rincorsa, accelera e poi frena. Lo fa più volte perché la sicurezza viene prima di tutto. Il grip test per verificare l'aderenza delle gomme dà esito positivo. Alle 11:15 la centralissima via Etnea viene totalmente riaperta al traffico. Se non è record, poco ci manca. Transenne che vengono rimosse dalla polizia municipale e via libera per la soddisfazione del vice sindaco Pesce. Per noi è un risultato straordinario perché nel rispetto ovviamente della tradizione e della devozione, però abbiamo messo in campo un'organizzazione capillare per garantire la normalità. Con il sindaco abbiamo pensato appunto a questo, di garantire la sicurezza e allo stesso tempo far sentire il meno possibile il peso del dopo festa. Che festa è stata per Massimo Pesce? Ma una festa per me bellissima, con una grande responsabilità. Si lavora senza soste, lo vedete, anche in via Caronda, che sarà riaperta al traffico nelle prossime ore. Abbiamo parlato della festa, restano ancora sullo sfondo le polemiche per i tempi lunghissimi della processione del giro interno. Il sindaco trentino ha risposto così. Io mi rendo conto che è una festa la cui intensità non consente analisi fredde, lucide, anche perché bisogna viverla dall'interno, bisogna stare accanto al cordone per capire quali sono le cadenze e qual è l'incedere della processione. È una festa in continua evoluzione che attira sempre più persone. Io credo che dei correttivi li possiamo apportare. Rimango fermo sulla questione dei fuochi del borgo. Non ha più senso farli se si continua a rientrare con le luci già del giorno. E allora su questo è chiaro che è un correttivo che dobbiamo apportare, ma per il resto cerchiamo a tutti quanti di stringerci attorno a una festa che comunque è stata caratterizzata, nonostante l'imponente massa di persone, da compostezza e ordine. Adesso la cronaca, una bambina di 16 mesi è rimasta ustionata da acqua bollente in casa a Vittoria, in provincia di Ragusa. La piccola ha riportato ferite gravi al lato sinistro del corpo, al torace, al braccio e all'anca. La bambina è stata presa in carico dal centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ricoverata in terapia intensiva con ustioni su circa il 15% del suo corpicino. Adesso a Ragusa è stato assaltato un bancomat a Giarratana con camion e addirittura una ruspa. I malviventi hanno scardinato l'unico sportello automatico del paese. Il servizio. Me lo dite. Non ve l'aspettavate? Che c'è? Queste cose, un paese tranquillo perché succedono. Ingente colpo nella notte a Giarratana, nel Ragusano. Erano le 3 del mattino quando una banda di malviventi ha preso di mira lo sportello bancomat della Banca Agricola Popolare di Sicilia, lungo corso 20 settembre. Secondo una prima ricostruzione, l'azione sarebbe stata rapida e ben organizzata. I criminali avrebbero prima rubato una ruspa con benna a Monterosso Almo per poi utilizzarla a Giarratana per scardinare lo sportello automatico. Una volta divelto, il bancomat è stato caricato su un altro mezzo e portato via. L'allarme è stato lanciato tempestivamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ragusa, ma al loro arrivo la banda si era già dileguata. Gli inquirenti stanno acquisendo immagini di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze utili. Forte la preoccupazione tra i residenti per un colpo che ha scosso la tranquillità del centro cittadino, oltre il disagio in quanto unico sportello di prelievo e versamento in paese. Sgominata un'organizzazione radicata tra le province di Caltanissetta e quelle di Palermo, capace di gestire una vera e propria filiera della marijuana, dalla coltivazione allo spaccio. Sono 10 le condanne. Il servizio di Rita Cinardi.
Un traffico di marijuana da milioni di euro nascosto tra i filari di un vigneto si chiude con 5 arresti. L'inchiesta dei carabinieri che ha smantellato un'organizzazione criminale attiva tra il Nisseno e la provincia di Palermo. I 5 arrestati dovranno scontare pene definitive tra i 5 e i 10 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla coltivazione e al traffico di marijuana. Il provvedimento emesso dalla Procura Generale di Caltanissetta riguarda complessivamente 10 condannati. 5 si erano già costituiti nei giorni scorsi, gli altri sono stati arrestati e trasferiti in istituti penitenziari. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, era partita nel 2021 dopo il ritrovamento di 15.000 piante di marijuana nel territorio di Butera. Gli investigatori hanno ricostruito l'intera filiera dello stupefacente, dalla coltivazione al trasporto, effettuato con autocarri dotati di sofisticati doppi fondi. Il blitz decisivo nel giugno 2022 in contrada Figotto a Riesi portò all'arresto in flagranza di 4 persone, al sequestro di circa 20.000 piante di marijuana, un carico che, immesso sul mercato, avrebbe fruttato profitti illeciti stimati in 16 milioni di euro. È l'occasione del 40° anniversario della prima storica udienza del maxi processo contro Cosa Nostra. Il Museo Stazione 23 Maggio di Capaci ha realizzato un'app che ricostruisce in realtà virtuale l'aula bunker di Palermo. I visitatori potranno esplorare uno spazio simbolico solitamente inaccessibile, rivivendo così i momenti più significativi di quello che è stato il più grande processo alla mafia. Adesso andiamo sul cantiere della Ragusa-Catania, quella che dovrebbe essere una importante arteria autostradale dove solo il 3% dei lavori del lotto 3 sono stati appaltati. L'allarme è anche per i 70 dipendenti del consorzio che sono senza stipendio dallo scorso dicembre. Il servizio di Giusy Lazzara. I lavori del lotto 3 dell'autostrada Ragusa-Catania non sono quasi mai partiti. Appena il 3% di tutto quello che doveva essere realizzato, regolarmente appaltato e finanziato con 253 milioni di euro, rischia adesso un nuovo fermo. Non solo. Ci sono 70 dipendenti del consorzio Acates, che ha vinto l'appalto per la costruzione del lotto, senza stipendio, che temono adesso per il loro futuro lavorativo. Sono stati 3 anni di passaggi da una società ad un'altra e crisi gestionali. Così il consorzio Acates ha affidato le attività a CMC Ravenna, che però dal dicembre del 2025 è in procedura di crisi. C'è da garantire i posti di lavoro dal passaggio da un'impresa all'altra. C'è un problema dal punto di vista degli stipendi che da novembre 2025 non vengono corrisposti al personale. Sono circa 70 famiglie che sono in estrema difficoltà, peraltro da ottobre 2025 anche la cassa edili non viene, i contributi previdenziali non vengono versati e c'è una situazione di stallo anche dal punto di vista dei lavori di questo lotto 3. E così si mobilitano i sindacati e la politica con un'interrogazione del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale. Chiediamo al Presidente della Regione Schifani, all'assessore alle infrastrutture che si facciano carico di questa situazione a tutela chiaramente dei lavoratori, ma anche di intervenire affinché con ANAS stessa, affinché tutti quegli adempimenti possano adempiersi. Martedì i sindacati hanno indetto uno sciopero, un sit-in dei dipendenti sul lotto 3 davanti al cantiere Acates all'altezza dello svincolo di Vizzini. Adesso andiamo a Favara, in provincia di Agrigento, dove è stato presentato il libro Asini che volano di Giovanni Floris. Il popolare giornalista fa un viaggio tra commedia e società nel servizio, lo raccontiamo con Davide Sarto. Un elogio dell'Italia che sa ridere di sé, ma anche interrogarsi. Nel libro Asini che volano, Giovanni Floris, scrittore e giornalista, racconta il nostro paese attraverso il cinema. Dal neorealismo alla commedia all'italiana, dai cinepanettoni fino al fenomeno Checco Zalone. Film diversi, epoche diverse, ma un unico filo conduttore. L'Italia reale, con le sue fragilità, il talento ed una resilienza tutta italiana. La presentazione del volume si è svolta al Castello Chiaramonte di Favara ed è inserita nel progetto Resistere ieri e oggi, promosso dalla Fondazione Calogero Marrone. Allora, sono asini in positivo se si rendono conto di non sapere, siamo tutti noi, studiamo per comprendere le cose. In negativo se sono quelli che potiamo li facciamo volare noi pur essendo asini. Commedia all'italiana e poi Fantozzi, segnano il paese più di tanti altri.
Un racconto che unisce ironia e riflessione, cinema e vita quotidiana, con uno sguardo attento anche ai grandi temi d'attualità politica nazionale ed internazionale. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, ritorneremo subito dopo con il calcio. Nella seconda parte del nostro telegiornale apriamo la pagina del calcio. Intanto la notizia dell'ultima ora: continua a vincere il Palermo, che da poco al Barbera ha sconfitto per 3-2 l'Empoli. Rosanero momentaneamente al terzo posto in classifica, a 2 punti dal secondo posto. Nel primo tempo segnano subito i toscani con Guarino, poi Rosanero pareggiano con il tiro di Giasi deviato nella sua porta da Fulignati, e nella ripresa 2-1 con Poyampalo, poi temporaneo pari dell'Empoli con Eboi, e nel finale ancora Poyampalo segna il gol della vittoria. In Serie C adesso il Catania, atteso da 7 partite in un mese, non gioca nel weekend e vede scappare il Benevento, che vince in estremis ed allunga in classifica. Rossazzurri a -6 dalla vetta, e intanto arriva in città il presidente Ross Pelligra per chiudere l'acquisizione di Torre del Grifo. Il servizio. Catania spettatore del venerdì sera in vista della sfida con il Trapani di mercoledì 18, che vede vincere e scappare il Benevento, perdere e fermarsi la Salernitana. Serata dalle 1000 emozioni in Serie C con i Sanniti che piegano il Picerno al minuto 102, gol di Pierozzi che indirettamente fa molto male al Catania, che ora si trova a -6 dalla vetta. Rossazzurri che torneranno ad allenarsi da oggi con il programma di lavoro di Toscano, che prevede una seduta domani e la rifinitura lunedì, tutte di mattina, in vista dell'incontro di martedì alle 20:30 al Massimino contro l'audace Cerignola, che ieri sera ha battuto la Salernitana. Per il Catania il Tour de Force, turno infrasettimanale compreso, è soltanto rinviato di qualche giorno rispetto alle altre formazioni. I rossazzurri infatti sabato 14 febbraio giocheranno il derby al De Simone con il Siracusa, prima di quello casalingo con il Trapani, 2 avversari disperati in attesa di altre penalizzazioni. Catania chiamata a riprendere la corsa in attesa degli scontri diretti di marzo. Contro il Cerignola pronto rientro a casa sola, mentre non ci sarà Miceli, fermato per un turno dal giudice sportivo. Carnielutti potrebbe agire da centrale con Celli, Ierardi o Allegretto ai lati. Non si escludono novità a centrocampo in attacco. Sul fronte societario, all'inizio della prossima settimana, Ross Pelligra verserà il saldo decisivo per completare l'acquisizione di Torre del Grifo Village, un'operazione destinata a segnare una svolta strutturale per il club rossazzurro. Ancora una notizia: 12 DASPO sono stati messi dal questore di Caltanissetta dopo gli scontri tra tifosi durante la partita di Coppa Italia tra Nissa e San Cataldese, disputata lo scorso agosto proprio a Caltanissetta. State vedendo le immagini degli scontri. I provvedimenti riguardano 2 tifosi della Nissa, 10 della San Cataldese, tutti ventenni, contestati tentativi di contatto violento, l'uso di fumogeni e petardi e l'accensione di incendi lungo il percorso verso lo stadio. Alcuni tifosi hanno anche forzato e sfondato il corridoio di sicurezza delle forze di polizia. Adesso ci fermiamo per un'altra brevissima pausa. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, dunque questa edizione del nostro telegiornale finisce qui. Vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.